andare avanti ancora a lungo supplendo appunto una... Li abbiamo sbloccati, cioè voglio dire qualcosa. Come? Adesso non è che dobbiamo essere disfattisti sempre comunque. Ma non sono disfattista, basta con questa storia del disfattismo. Ci sono proposte concrete, precise. Senti Cacciari, voglio dire, locali, probabilmente lei è stato in Parlamento molto più di me. Allora, il Parlamento non fa nulla, ma in questi 30 anni c'è stato anche lei. In questi 30 anni in Parlamento c'è stato anche lei, Cacciari. Allora voglio dire, siccome io invece non ci sono mai stata. Ma quando mai? Io sono in Parlamento negli anni 70, si figuri lei. E comunque c'è stato, per cui voglio dire, una possibilità di cambiare le cose l'ha avuta anche lei. Allora, voglio dire, io invece ci conto, ci credo, perché altrimenti non mi sarei candidata e ovviamente non sarei in Parlamento. Se noi invece non crediamo mai a niente e pensiamo che questo Parlamento ha fatto delle proposte dettagliatissime su queste questioni. Però bisogna piantarla, bisogna smetterla, bisogna smetterla di dare, bisogna ci sono le proposte della... Potete parlare alla volta. Parlo io, parla lei, no? Ma lei continua a parlare, cioè una roba, è un fiume in piena. Allora, le proposte ci sono, ha detto Cacciari. Prendete le proposte dell'ANCI, ci sono da 20 anni sul tavolo, in materia di decentramento, di semplificazione, eccetera. Le prendete e le leggete e in 30 secondi le fate. Fa rispondere la Moretti? Che in 30 secondi faceva le riforme istituzionali e in 20 secondi fa le riforme sulla semplificazione della legislazione riguardante l'ente locale. Sì, trovo che sia ridicolo che una persona che rappresenta le istituzioni dia una rappresentazione del Parlamento come la sta dando Cacciari. Allora sa bene che ci sono delle questioni molto complesse che non si risolvono in 24 ore e Cacciari dovrebbe saperlo. Di questioni che non se risolvete da 30 poi mi lascia finire, quello che voglio dire io, Del Rio è Moretti è la prima legislatura. Del Rio è ministro del governo Letta ed è stato presidente dell'ANCI. E quindi sa benissimo quelli che sono i problemi degli enti locali e li sta affrontando quotidianamente. Allora io credo che dare costantemente l'immagine di un Parlamento che non fa nulla alimenta semplicemente quel populismo. Sì, ma non riguarda me, Cacciari, non riguarda me. Non riguarda me. Io le dico, allora, scusate, lei è un gran maleducato perché evidentemente ha non so, pensa di essere bravo solo lei, voglio dire, parla solo lei ed ha un egocentrismo che fa spavento, voglio dire. Perché no, non sta fermo, la sua bocca parla anche quando evidentemente lei non vuole farla parlare, perché senta, la colleghi un po' il cervello.